Paolo Pizzolato di Prima il Veneto, buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti a Focus, come sempre in diretta su Rete Veneta. A Venezia c'è da dire si sono sposati in tantissimi, coppie note e meno note, negli altri casi non ci sono state queste polemiche. Vedremo di capire nel corso di questa serata per quale motivo nel caso di Jeff Bezos invece ci siano state. Pizzolato, lei è veneziano? Io sono della provincia di Venezia, Altamira, e lavoro sempre a Venezia e mi muovo sempre costantemente a Venezia. Infatti in questi giorni abbiamo avuto l'occasione di frequentare Venezia con la storia delle elezioni regionali dopo le ultime notizie, per cui sono andato su e giù come pendolare per cercare di avere incontri, Palazzo Balbi eccetera eccetera, e le dico la verità, io non ho sentito questa popò di contestazione, di dissacrazione nei confronti di Bezos. Faccio una piccola premessa. Un tempo addietro ho avuto l'occasione di dire anche qui che il nostro paese, compresa Venezia, vive di turismo. Il turismo è la massa, la cosa più importante che abbiamo nel nostro paese. Però Pizzolato si ricorda che non è sempre stato così. Per esempio, quando ancora esisteva Porto Marghera c'era un'industria forte. Allora, le dico perché sto dicendo questo. Perché la gente non riesce ancora a capire, quando si parla di turismo anche a livello nazionale, anche a livello governativo, che il 40% delle risorse turistiche che noi abbiamo in Italia va a finire all'estero, perché le strutture, i bagni, alberghi, chi più ne ha più ne metta, va a finire all'estero perché sono proprietari e persone che vivono all'estero. Le faccio un esempio. Il Quadri di Venezia, così ritorniamo a Venezia per cercare di capire cosa sta succedendo. Il Quadri di Venezia è gestito dalla famiglia Alaimo, non ricordo bene come si pronunci, ma è di proprietà di un magnate russo. E questi pagano 3.600.000 euro all'anno di affitto al magnate russo. Allora questo non paga le tasse in Italia. Bezos, che prima si parlava di tasse, non paga le tasse in Italia. Non ho capito se si sta cercando di colpire l'uomo, lo sposo o la società, perché sono due cose diverse. Questo è un turista che ha deciso di organizzare il suo matrimonio qui a Venezia, come io avrei potuto andarmi a sposare a Las Vegas in America, nessuno avrebbe criticato questa scelta. Cosa fa quest'uomo? Viene qui, porta qualche soldino, qualcosina in Italia che va bene e cerca di fare in maniera di poter incrementare per 2 o 3 giorni, per cui una cosa che dura 2 o 3 giorni, quello che può essere la massa turistica con personaggi importanti che potrebbero anche radicarsi a Venezia e portare qualcosina in più, come è stato detto giustamente prima, perché Venezia si sta spopolando, è completamente nelle mani di turisti, i negozi sono cinesi, tutta quanta mezza roba contraffatta e ancora gente ci casca pensando di andare a comprare il vetro di Murano, invece sono cose per cui non capisco in questo momento quale possa essere la critica, visto che noi abbiamo assolutamente bisogno di tutto e di tutti in un paese che si sta assolutamente impoverendo. È logico che la critica nei confronti di Bezos è fatta perché c'è l'imprenditore che sfrutta i dipendenti di Amazon, non capisco perché non sia mai stata fatta nei confronti di Brugnaro, che ha l'Umana e potrebbe essere che sfrutta i dipendenti con l'Umana. Questa critica non l'ho mai sentita nei confronti di Brugnaro, però di Bezos che viene 3 giorni da noi sì, non capisco perché. Non capisco se la critica sia nello sposo che viene qui a fare il matrimonio, dove ripeto porta qualche soldino, si fa vedere, guardate cosa ha portato anche di gente nuova in Italia, per cui qualche soldo viene speso, penso che anche lui sia contento di poter, perché per lui sono oboli, questi che sono piccole piccolezze. Però Pizzolato, lei stesso ha appena detto che questo caffè per esempio in Piazza San Marco è russo. Certamente. Per cui non rimane niente. Non rimane assolutamente nulla, ma questo qui viene, resta una settimana, poi se ne va via. Qual è il disturbo che porta questo? Non stiamo criticando un imprenditore che vuole mettere le mani su Venezia, che sta comprando a Venezia, per cui vuole portare via le cose agli italiani, anche perché gli italiani non riescono più a comprarle queste cose. Io criticherei piuttosto il fatto che ogni volta prendiamo un pezzo di aziende, di fabbriche e di parti istituzionali dove abbiamo gente, prima abbiamo detto di pagare le tasse all'estero, Eni, Enel, Fiat, hanno tutta la ragione sociale nei paesi lussemburghesi. Cosa stiamo dicendo? Tutti i soldi che queste ditte non hanno pagato, sarebbero stati quelli che avrebbero messo in condizioni l'Italia di vivere un attimo meglio, più sanità, più scuole. Nessuno è mai sceso in piazza per criticare questa cosa. Il governo aveva detto che all'inizio della sua legislatura avrebbe tassato le banche. Io sono un dipendente bancario, le banche non sono state assolutamente tassate e giù miliardi in meno a livello di tassazione, dove adesso non so dove verranno reperiti i fondi per questo riarmo o cose di questo genere. La mia banca a Venezia ha chiuso 2 sportelli pochi anni fa. Ha chiuso perché era immotivato, irraggiungibile, scomodissimo per la gente, per i dipendenti. Dovevano restare a Venezia. Venezia si sta spopolando completamente. Se abbiamo questo che ha portato una mancetta in più, qual è il problema che bisogna criticarlo? Ripeto, qualcuno mi spieghi se si sta criticando l'uomo o il manager, perché è arrivato a questo punto fra una settimana che se ne va via non resta più nulla, per cui dov'è la critica, dov'è la sostanza?
Credo fosse più il manager a questo punto, da quello che ci hanno detto stasera. Però Pizzolato, cosa c'è? No, continuo a dire, non capisco dove sia il problema, cioè non capisco dove sia il problema con questo personaggio che è venuto qui a Venezia, è la mancetta e questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Allora, Venezia, che si sta parlando di case vuote, è stata amministrata, a parte questi ultimi anni, sempre dalla sinistra. E questa è la prima cosa da dire. Si parla di spopolamento, di negozi che non ci sono più, delle case pubbliche abbandonate durante... Ma chi c'era durante quel periodo lì? È stata governata da sinistra, sì, in alcune cose è stata governata male, punto. Vabbè, grazie, meno male, la ringrazio. Non è questo il problema. Ringrazio che prende atto di questo, da 10 anni c'è un sindaco perfetto, la ringrazio di cuore, prende atto di questo, a meno che sia la verità, che si sappia in studio che è la verità. Però, altre cose. Stiamo parlando di un paese, passo a un'altra cosa, abbiamo parlato di tassazione, di questo e quell'altro, stiamo parlando di un paese che è stato accennato prima, dove gli imprenditori pagano il 48,2% di tassazione. Stiamo parlando di stipendi di 900, 1000, 1200, 1300 euro e dove il dipendente praticamente deve pagare ulteriori tasse, giustamente come diceva prima la dottoressa Polloni, la signora Polloni, di fronte a una realtà di un incremento di tassazioni che si presenteranno davanti ai nostri occhi nel corso degli anni prossimi. Con quello che c'è stato a livello di accordo per il riarmo, eccetera, eccetera, avremo un aumento di 45 miliardi all'anno, oltre i 33 che già stanziamo in questo momento, per cui 75 miliardi all'anno, 750 in 10 anni per il riarmo. Ma vi rendete conto che dobbiamo trovare il sistema per poterli tirare fuori quei soldi lì, altro che Bezos che viene a Venezia? Vi rendete conto che l'Italia ha avuto nell'ultima settimana un aumento di 51 miliardi del debito pubblico che è passato a 3.063 miliardi, cioè il paese più indebitato che possa esserci in Europa, e tutti sorridono, tutti va bene e chi più ne ha più ne metta. 1 milione di posti di lavoro, ha detto Speranzon di Venezia l'ultima volta, forse saranno 1 milione di baionette, perché i posti di lavoro a dicembre 2024 erano diminuiti di 980.000 unità, altro che posti di lavoro nuovi. Bisognerebbe parlare con la gente che è aumentata nel 2025 e che è andata in cassa integrazione, questo bisogna dire, altro che il matrimonio di Bezos, perché 3 giorni viene a passare una vacanza qui, visto che, come è stato detto prima, si è già sposato. Speranzon è il senatore di Forza Italia. Sì, il senatore di Forza Italia, che dice sempre il milione di posti di lavoro, dice solo quello quando va in televisione come portavoce, ed è una cosa che mi crea una notevole rabbia, perché io tocco con mano all'interno della banca chi lavora e chi è a casa, io tocco con mano e timbro ogni giorno i sussidi di disoccupazione quando i ragazzi vengono e dico ho bisogno della NASPI, mi metta un timbro qui per cortesia, direttore. Cioè, queste sono cose che sono ridicole e ci stiamo lamentando di Bezos perché viene una settimana qui, ma vi rendete conto di come siamo messi? Federalberghi di Venezia la settimana scorsa ha annunciato e ha detto che la stagione è iniziata malissimo, con un meno 9%, guardate che i dati sono qui, il prontuarietto ce l'ho sempre, anche con la data e quando è stato emanato il comunicato, il 9% in meno di quelle che sono le prenotazioni Venezia, provincia di Venezia e tutto il Veneto. Pertanto la gente si è meravigliata, perché il Veneto solitamente è quello che parte per primo. L'anno scorso, che c'è stato il boom di turismo, invece si è taciuto sulla situazione della Puglia, dove tutti sono scappati a causa purtroppo dei prezzi super aumentati, e della zona del Riminese, che a causa delle alghe ha avuto un abbandono totale da parte di tutti i turisti stranieri che sono rifugiati in altre regioni, e siamo andati benino noi. Però abbiamo avuto un 4% in meno anche l'anno scorso e nessuno dice questo. Nessuno dice che negli ultimi 2 anni 22.000 partite IVA sono state restituite al governo, 22.000 partite IVA. Nessuno dice che dal Veneto 23.000 ragazzi sono andati via negli ultimi 5 anni. Nessuno dice che durante l'epoca del Covid un sacco di imprenditori si sono suicidati perché non ce la facevano e non arrivavano i contributi dal governo. Questi non arrivavano e la gente in Veneto si è ammazzata e nessuno ricorda più niente di questa cosa qui, perché noi siamo un paese di desmentegon, come si dice, queste cose qui, e ci lamentiamo di Bezos che viene qui a portare 2 palanche. Ma dai, cerchiamo di essere un po' per terra. Stiamo parlando di riarmo, di mandare i nostri ragazzi al fronte a combattere, ma contro chi? Contro chi? Vi rendete conto di quello che stiamo dicendo in questo momento? Vi rendete conto di come è messo il paese a livello economico? Sapete che siamo falliti da anni e tutti sorridono ancora? Chi ha i soldi per pagarlo? Perché chi ha i soldi? In banca hanno detto che hanno rinunciato a curarsi proprio a causa della difficoltà economica che hanno. Assolutamente. La gente ha rinunciato ad andare dal dentista, ha rinunciato a curarsi perché lo ritengono più un fattore indispensabile, perché non ce la fanno.
Pizzolatto, lei invece è preoccupato molto da questa cosa del 5% del PIL destinato al... Noi siamo partiti con un'Europa che secondo me ha fatto dei passi sbagliati proprio per incompetenza di chi gestisce l'Europa. A me non è che non piace l'Europa, non piace come è gestita in questa maniera. Le dico subito perché. Il problema del green, le automobili, Euro 5 su cui avevamo puntato fino a 2 o 3 anni fa e che adesso vengono messe fuori legge da ottobre di quest'anno, una cosa assolutamente ridicola. Le case green vuol dire asfaltare le nostre case di polistirolo espanso, che è pure vero petrolio, le chiamano case green, e questo riarmo che giustamente, come è stato fatto notare, non viene fatto a livello globale europeo, ma viene fatto Stato per Stato, economicamente la cosa più sbagliata che possa esserci. Noi abbiamo in questo momento un investimento annuale di 33 miliardi sul riarmo. Dobbiamo portarli a 75, aumentando per differenza questi 40-45 miliardi in più. È una manovra economica. È una vera e propria manovra economica che nel corso di 10 anni porterà il totale a 750 miliardi. È vero che, come avete detto prima, ci sono le infrastrutture, le linee telefoniche, tutto quello che volete, ma è una tassazione in più in un paese che è mega indebitato, come avevo detto prima, cioè in un paese in cui le nascite stanno diminuendo, in un paese in cui ci stiamo affidando agli immigrati che possano lavorare, quelli che lavorano, che hanno una percentuale talmente bassa che è ridicola rispetto a quello che dice la gente. Ci stiamo affidando, diciamo, a un paese che in questo momento sta invecchiando completamente e non crea posti di lavoro perché i nostri ragazzi giovani stanno tutti scivolando via in altre nazioni, in altri stati. La cosa preoccupante è questa. Il problema è che noi abbiamo detto di sì a Trump, che è arrivato finalmente a ciò che voleva, cioè fare in maniera di investire sempre meno nella NATO e che fossimo noi a finanziare la NATO, una cosa bastarda, alienante, che, come ha detto Crosetto, andrebbe completamente annullata. Lo ha detto il ministro Crosetto. Pensate voi cosa ha detto il ministro Crosetto, dove costringe completamente l'Europa, dove sono state fatte le 2 guerre mondiali, a riarmarsi completamente. La cosa preoccupante, super preoccupante, è che in un paese dove i salari assolutamente non crescono, ma è salita anche la pressione fiscale, è del mese scorso il report che abbiamo della Banca d'Italia del 3,2% è salita la pressione fiscale alla faccia della diminuzione delle tasse, alla faccia. Questa mattina alle 10 la Corte dei Conti ha ribadito una cosa del genere proprio relativamente a quelli che sono gli armamenti. Ha detto: se nel corso di questi anni dobbiamo aumentare queste spese, ha detto, noi siamo preoccupati non per quello che può accadere, gli investimenti come vengono fatti, siamo preoccupati per la gente che più di tanto non riesce a fare, per cui nel corso di 10 anni vedremo un ulteriore impoverimento della popolazione. Morale 2 punti, morale della favola: abbiamo 7 milioni di persone che sono già sotto la soglia di povertà. 7 milioni in questo momento che sono fisse proprio sulla soglia, e quando fanno vedere tutta la gente che va al mare, le vacanze, le settimane bianche, sono i soliti 2, 3, 4 milioni di italiani che se lo possono permettere pienamente, che sono quelli che stanno bene, perché il ceto medio, io che ero un ceto medio, dipendente di banca ero un ceto medio, in questo momento non ce la fa più. Se voi guardate bene, rispetto a 20 anni fa, le vacanze sono diminuite da 30 giorni, poi 10, poi una settimana, adesso vengono fatte a sprazzi, ed è quella mancanza di sicurezza che viene a creare disagio. No, chiaramente poi è diminuito. Paolo Pizzolatto di Prima il Veneto. Grazie direttore, buonasera a tutti.